Senti, la Regione Veneto sta, non per introdurre l'obbligo della vaccinazione, sta dicendo praticamente se tu porti il bambino all'asilo deve essere vaccinato, ciò te lo tieni a casa. Su questo tema cosa ne pensi te? Io sono favorevole. Quindi per te va bene la vaccinazione? Per me va bene la vaccinazione. Quindi praticamente la Regione Veneto sta introducendo questo obbligo, quindi ti va bene? A me va bene, l'ho fatta anch'io la vaccinazione, qua parliamo di un altro tipo, anticarezzale, certo. Però per i bambini sono favorevole per evitare che si possano introdurre malattie che ormai sono legate con l'antipolio, difterite. Bene, grazie molto. Sono favorevole, è giusto che i bambini vengano vaccinati. Quindi non pensi che magari qualcuno dice ma io sono così, mi trovo costretto a vaccinarmi? È giusto vaccinare il bambino, Però sai che fino adesso non c'era l'obbligo. ma comunque il vaccino serve proprio per protezione, quindi non fanno una cosa perché così si inventa, ma una cosa che serve per difendere un po' le difese immunitarie del bambino e perché anziché lui incrementi di più una forza maggiore. E quindi sei favorevole? Io sono favorevole. Va bene, grazie. Ciao. Va bene? No, va benissimo perché almeno così i bambini sono sotto controllo. E giustamente con tutte le persone che stanno arrivando qui in Italia da noi, penso che sia una cosa positiva vaccinare tutti i bambini. Quindi tu sei favorevole? Favorevolissimo. Quindi la Regione Veneto che metterà questo obbligo per te è una cosa che va bene? Secondo me sì, può andare bene per tante persone. Va bene, grazie. Ti ringrazio. Grazie. Ciao. Buona giornata.